Come si chiama tuo marito? Osvaldo. Come l'hai conosciuto? L'ultimo di carnevale siamo andati a ballare. E mi dico detto che sono andato con mio fratello, invece c'era un vicino di casa. Ma ti eri già furbetta però, ti eri ma bugia. via. Ti eri bugia. No, sì, l'avevo appena visto, e anche che dica 67 anni fa. E mi ha detto, con il motorino ti porto a casa, ciao, e via. Che da città? No, caro. Ah! E io le ho detto, vado in centro, posso passare per casa tua e dargli un soldi? Sì, volentieri. E quella sera, per 7 anni, tutte le sere veniva a farmi. Avevo 14 anni. E adesso però. te ne è? Adesso ne ho 90 e io 97. Perché vado il mio cocco e il mio vaso, che sta vicino. Sempre lì. Vai badanti, sono andati cerca, ma non ne viene neanche una. Tutti si vecchia, e tuo marito ancora più vecchio. Come si fa ad arrivare a 90 anni in sta forma qua? Attenti, mai arrabbiati. Beh no, qualche volta proprio non capisco. Osvaldo. Osvaldo usa 1,80 m. Ma ti è piccolo, ma... Fracasso. Fa anche una dedica Osvaldo? E guarda che il 17 maggio, cioè fra 10 giorni quanto sei, e compie 97 anni. Osvaldo, ti sei il mio amore di sempre. Ti voglio bene oggi, domani